Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il motorsport in Friuli Venezia Giulia raccontato su Telefriuli. Siamo entrati nel weekend, quello della Cividale Castelmonte, infatti sarà quasi totalmente dedicata alla corsa cividalese questa puntata, ma prima partiamo parlando di enduro. Sono oltre 200 i piloti impegnati nella gara di campionato regionale enduro a San Nicolò di Manzano, che questa domenica dovranno affrontare due prove speciali, entrambe situate a poca distanza dal paddock gara. La partenza è fissata alle ore 9 di domenica mattina, pronti via. La prima prova da affrontare sarà l'enduro test, a seguire un trasferimento che porterà i riders al cross test. Il tutto sarà ripetuto per 3 volte, con l'enduro test che molto probabilmente sarà affrontato per una quarta volta al termine del terzo giro, poiché le piogge di questi giorni hanno costretto l'organizzazione a tagliare parte del trasferimento. Il tutto sotto la regia esperta del Motoclub Manzano. Ci siamo, è arrivato il weekend della Cividale Castelmonte 1-2 ottobre, ne parliamo assieme ad Alessandro Zamparutti della scuderia Red White. Innanzitutto diamo i numeri sicuramente positivi, quelli degli iscritti a questa edizione 2022 della gara cividalese. Buonasera a tutti, sì, i numeri sono molto positivi, visto anche il fatto di essere senza due campionati, ovvero il campionato austriaco e sloveno, e con due gare concomitanze molto importanti in Germania e in Austria. Possiamo dire che con 190 iscritti siamo molto più che soddisfatti. Ma soprattutto è arrivata anche la ciliegina sulla torta, perché c'è Simone Fagioli, diciamo il pilota più forte dell'era moderna della velocità in montagna. Mi sembra 11 titoli europei conquistati, dopo Mauro Nesti che fa parte di un'altra era, è sicuramente il pilota più forte in assoluto, e averlo al via in una gara così come quella di quest'anno per voi sarà sicuramente una notizia molto positiva. E poi per i tifosi, per gli appassionati delle quattro ruote in salita, sarà sicuramente un gran bel vedere Simone Fagioli, che certamente è il numero uno in Italia. Certo, assolutamente, comunque avere Simone che mi ha chiamato pochi giorni fa per dirmi guarda vengo a correre, che vengo a provare la nuova macchina, una 1000, è veramente un onore, perché comunque avere un pluricampione, 16 volte campione italiano e 11 volte campione europeo fa comunque piacere. Non sarà una bella notizia per Diego De Gasperi, che ha trionfato lo scorso anno, perché certamente avere un cliente scomodo come Simone Fagioli chiaramente renderà più spettacolare la sfida, ma per lui sarà sicuramente dura mettere dietro il toscano. Sì, beh, assolutamente, loro comunque sono amiconi, girano su due macchine completamente diverse, una è più agile nello stretto, una è più veloce sul dritto. Ovviamente si sa che Simone va forte, va molto forte, però anche Diego negli anni ha dimostrato di dire la sua, di saper dire la sua. Lo dicevi un attimo fa, perciò con una 1000 è sempre un prototipo per Simone Fagioli. Invece mi sembra sempre la FA30 Osella, dovrebbe essere così, oppure c'è un qualcosa di nuovo per quanto riguarda De Gasperi? Non l'ho visto, ma ci aggiorni te, visto che ormai è il quadro di quelli che sono appunto sia gli iscritti anche le vetture. No, no, confermato, è con l'FA30 dell'anno passato. Inoltre quest'anno lo stesso, anche senza i campionati, abbiamo un numero abbastanza solido di piloti stranieri, sia dall'Austria che dalla Slovenia che dalla Germania. Lo ricordiamo, c'è anche la validità per il CEZ, Central Europe Zone, possiamo dire una Coppa dell'Europa centrale. Anche lì ho visto i nomi classici, ci saranno comunque austriaci, poi non so, dalla Polonia, Repubblica Ceca, perciò una gara mitteleuropea che si conferma sempre appetibile per così gli esteri, che ormai conoscono e riconoscono in Cividale una gara affascinante, spettacolare ed anche molto impegnativa. Esattamente, sì, abbiamo il CEZ, il Campionato Europa Centrale, sia per validità storica che moderna, e piloti dalla Polonia, Repubblica Ceca. Questo vuol dire che comunque
Cividale, posso dire, è Cividale, una gara che piace, il contorno, la città fa da una cornice perfetta. È una gara, dico, sì, difficile, però molti hanno piacere di mettersi in gioco e si vede che il tracciato piace, comunque tutto l'insieme, città che fa cornice e comunque la logistica e l'organizzazione vuol dire che fa piacere ai piloti. Hai parlato un attimo fa anche di vetture storiche, perciò anche in quel caso ci sarà l'opportunità di vedere dei veri gioiellini. Ricordiamo due gare totalmente staccate, quella che ovviamente coinvolgerà tante vetture storiche, quelle delle moderne, perciò due gare ben distinte, ma opportunità così di tornare indietro nei tempi, soprattutto con i gioiellini di un tempo. Sì, esattamente, abbiamo una cinquantina di vetture storiche al via. Ovviamente il sabato mattina e sempre la domenica partiranno prima tutte le vetture storiche, poi si passerà a tutte quante le vetture moderne. Ormai sono anni che abbiamo le vetture storiche al seguito e comunque sanno dire la loro sul tracciato di Cividale. Non mancheranno poi piloti di casa che sicuramente vorranno fare bella figura, cosa ne pensi? Beh, assolutamente, abbiamo il classico nostro ovviamente portacolori Rino che tra le storiche ha sempre spiccato, a parte Rino l'anno scorso. Muradore, lo ricordiamo che è uno Marcelino che va Muratore, sì. fortissimo. Uno che va forte, che purtroppo l'anno scorso per un problema al motore si è fermato a 20 metri dal via e speriamo che quest'anno riesca a ripetersi e portare a casa l'assoluta, anche se tra le storiche ho letto il nome di Ivan Di Fant che correrà con l'Osella di Bonucci, di Uberto Bonucci. Perciò Di Fanta che ormai ha preso anche in campionato italiano le misure su questa vettura molto performante, sostanzialmente diversa, è un prototipo, l'ex Bonucci appunto, però è chiaro che in una salita così particolare come quella di Cividale un prototipo spesso non riesce ad esprimere tutta la sua potenzialità, perciò c'è un grande punto di domanda. Sì, esatto, anche perché comunque, diciamo, non per, ma ho visto comunque seguito sui social che ha un po' mi ha detto da imparare, perché comunque passare da un 112 Abarth a una Osella è un po' un passo grande, però si è voluto mettere in gioco. Comunque si sa che un prototipo sul tracciato di Cividale, soprattutto per i tornanti, alle volte ha un po' più difficoltà di una vettura sport, comunque di una vettura turismo. Poi ovviamente ci saranno anche, lo abbiamo detto prima, una serie di prototipi Osella, ma non solo, Lucchini BMW. Ne ho viste parecchie comunque scritte, questo vuol dire anche il volersi mettere in gioco per molti piloti in una classica di fine stagione. Lo ricordiamo, una gara che non è così tipica per la velocità in salita, ma è quasi una prova speciale di un rally, perciò è sempre un qualcosa di molto impegnativo. Sì, esatto, una gara impegnativa e comunque fa piacere che con queste macchine che noi ne abbiamo sempre avute poche nell'elenco iscritti, una decina massimo perché è un tracciato tortuoso, il dosso, tornanti, il pezzo discesa. Però se vengono a correre vuol dire che hanno piacere di mettersi in gioco con queste macchine. Ho visto Gianni Di Fanta che ritorna al vecchio amore della Porsche 997 GT Red Cup, perciò è quella che secondo me riesce ad esprimere meglio il suo potenziale alla Cividale. Sì, rispetto, nulla togliere ovviamente alla Lamborghini che guidava, era forse, come mi diceva lui, anche un po' più nervosa. La Porsche se l'è cucita addosso, quindi penso che riesca a esprimersi al meglio, come ha fatto anche l'anno passato, sempre sulla Porsche. Poi sarà una bella sfida, poi non so se c'è ragazzi con Ferrari anche, che è sempre stato un avversario temibile per Di Fanta, perché poi tra l'altro gareggiava con una vettura evoluzione molto più potente, perciò ne vedremo delle belle anche tra le Gran Turismo. E poi come non dimenticare quelle vetture classiche da rally che vengono così leggermente adattate per la salita, anche in questo caso sappiamo poi di avere degli ottimi noleggiatori nella nostra regione che potranno mettere a disposizione queste vetture. Sì, ci sono un paio di vetture da rally, ad esempio mi viene in mente Marco Marchiol con la Fiesta R5, piuttosto che una Skoda Fabia R5 che vengono adattate alla salita. Noleggiatori quasi ci sono come il ritorno soprattutto di Fausto Chiappo con la Hyundai di Fuel Motor e soprattutto anche RB che sono diciamo un po' i più grandi che ci sono in regione come noleggiatori.
Beh, un bel ritorno quello di Fausto Chiapolo, lo ricordo al volante della Ford Focus VRC, sempre di Friul Motor, uno che riusciva ad andare veramente fortissimo, spesso metteva dietro anche il patron Claudio Ricecco in salita, chiaramente, perciò sarà un gran bel ritorno quello suo, di un pilota che poi gareggerà nella sua salita, possiamo dire, di casa. Sì, assolutamente. Fausto è di casa. È tornato dopo tanti anni, ha voluto riprovare un'altra esperienza, sempre in salita. Per fortuna l'ha fatto all'edizione numero 45, che per noi comunque è un gran traguardo e ci fa piacere che sia tornato. Allora, un grande sforzo tuo, della tua famiglia, di tutto il gruppo della scuderia Red White, perché per organizzare una gara di questo genere ci vogliono settimane, mesi di preparazione. Poi la burocrazia sicuramente è un qualcosa di inimmaginabile, perché per chi sta al di fuori del mondo dei motori, perciò l'avete vissuta come in questa nuova stagione, soprattutto e finalmente senza l'impedenza del Covid. Beh, diciamo, l'abbiamo vissuta meglio al Covid, siamo riusciti a uscirne tranquillamente dopo il periodo di Covid, sempre comunque con qualche inghippo dell'ultimo momento o qualcosa che succedeva nel mentre. Sì, noi iniziamo, come dico sempre, già da giugno-luglio con tutte le pratiche burocratiche e ad agosto si inizia già subito con la preparazione del percorso, tutta la logistica dei paddock e diciamo tutto quanto insieme. Essere arrivati comunque alla 45esima edizione è una cosa che fa soddisfazione, soprattutto avere un numero di iscritti per una manifestazione arrivata alla sua 45esima edizione. Abbiamo voluto celebrare questi 45 anni con delle magliette che verranno messe in vendita il venerdì alle verifiche e il sabato e la domenica alle casse in Carrarea. Beh, mostraci Soprattutto bene la maglietta che stai indossando. è questa qua. Ecco, l'abbiamo vista, perciò ci sarà anche l'opportunità perciò di acquistarla proprio durante i 2 giorni 1 e 2 di ottobre, ricordo, proprio con questo bel ricordo che si porteranno a casa i tifosi. Allora, le previsioni sono comunque ottimali, perché diciamo siamo abbastanza vicini ai 200 partecipanti, numeri molto ma molto positivi, considerando, come dicevi poc'anzi, delle concomitanze con altre gare. Questo è sicuramente un dato molto positivo. Ahimè non c'è stata la gara a maggio della Verzenni Sella Chianzutan, campionato italiano, perciò chiaramente sarebbe stata con quella una binata ottimale, anche perché mi sembra ci sia anche un campionato di zona. Sì, esatto, c'è il campionato Friuli Venezia Giulia e purtroppo ci è dispiaciuto che non sia svolta la Verzenni Sella Chianzutan, però per ovvi motivi abbiamo sentito gli organizzatori e sono cose che in questo periodo comunque sono molto capibili, perché stiamo affrontando, per quanto riguarda, lasciando in parte il mondo del motorsport o comunque dello sport, un periodo non molto facile per tutti quanti. Ecco, diamo un po' di notizie, orari alle persone che ci stanno seguendo, dopo chiaramente l'appuntamento di sabato, perciò parliamo della domenica, gli orari in cui quello che poi ti senti di consigliare, in considerazione poi c'è il gioco di parole di quella che c'è la gara 1, gara 2, prima manche, seconda manche di domenica. Certo, allora si parte alle 9 come ogni anno, la strada viene chiusa alle ore 8, quindi un'ora prima. Si svolgerà in due manche, gara 1 e gara 2, la seconda si inizierà con la seconda 15 minuti dopo la ridiscesa delle vetture. Per quanto riguarda il pubblico, io consiglierei soprattutto di arrivare lì già la mattina e godersi gara 1 e gara 2. Magari andrà meglio gara 2 perché vedendo i risultati di gara 1 magari qualcuno spingerà di più, andrà un po' più forte, darà più spettacolo, chi lo sa. Una cosa molto importante che dico al pubblico: ci sono delle zone adibite, le zone pubblico proprio per voi, per il pubblico, e per cortesia andate in quelle zone adibite, perché sennò come ogni anno dobbiamo fermarci, spostare, perché magari qualcuno pensa di essere in sicurezza ma non è in sicurezza, E perché ricordiamo che in quel caso le gare vengono sospese così con il malumore di migliaia di persone che sono ad assistere alla gara in varie zone del tracciato. sì, esattamente, magari per uno che per noi comunque
vogliamo tutelarlo, ci vogliamo tutelare soprattutto noi, viene fermata la gara, sospesa, fatto spostare magari con qualche litigio nel mentre, e sono delle perdite di tempo inutili, perché se noi ve lo diciamo di mettervi in sicurezza vuol dire che lo sappiamo e sappiamo cosa vuol dire. Novità per quanto riguarda anche il parco assistenza, era in caserma al chiuso nella passata edizione, anche nel 2020, è cambiato qualcosa mi sembra. Sì, esattamente, si è tornati come l'edizione 2019 in tutta via Tombe Romane e prendendo anche via Leopardi, e per quanto riguarda le vetture sport prototipo nella zona della partenza in Carrarea. Siamo ritornati lì perché gli anni passati eravamo vincolati dal fatto che dovevamo avere una zona chiusa, e soprattutto siamo più contenti di essere tornati in via Tombe Romane come i vecchi tempi, perché c'è un discorso economico dietro. A noi non conviene andare in caserma, la caserma Francescato, perché sono comunque soldi e non pochi che ci escono. E ti posso dire una cosa, che per il pubblico è molto meglio. La caserma è comunque una zona delimitata. Sì, si poteva entrare all'interno, però il poter vivere da vicino i tecnici, i meccanici, i piloti che si confrontavano con i vari staff, appunto, e vedere le vetture incolonnate è un qualcosa di unico che solo la velocità in salita, a mio avviso, può dare nell'automobilismo classico, perché le assistenze vengono fatte proprio sulla strada, e questo è sicuramente un qualcosa di molto interessante per chi segue il motorsport, ma anche per i curiosi che in quel caso possono anche capire come funzionano alcune assistenze. Questo è positivo a mio avviso, e mi sembra che anche alcuni piloti abbiano vissuto questa novità di ritornare in via Tombe Romane e nella zona della partenza con l'assistenza in maniera positiva, proprio perché sono a contatto con il pubblico, a contatto con i tifosi. Sì, esattamente. Ho sentito un paio di piloti che mi chiedevano ma dov'è, dove non è il paddock, e sono contenti di essere tornati lì, soprattutto perché magari c'è un po' meno distanza per raggiungere la partenza, ma soprattutto per essere a contatto con tutti, con la gente che magari va a chiedere ma mi faccio salire per una foto o piuttosto per un particolare sulla macchina, eccetera. Il pubblico ovviamente potrà entrare tranquillamente su tutta via Tombe Romane, non è assolutamente un problema, e finalmente siamo tornati ad avere il pubblico a contatto e con noi, diciamo, perché comunque in caserma abbiamo avuto 2 anni in cui non poteva entrare praticamente nessuno. Diamo invece i numeri, ce li hai? Immagino di sì, di quelli che sono i piloti al via, i piloti con griffati scuderia Red White, che comunque, lo ricordiamo, voi seguite non solo nella velocità in salita ma anche nei rally. Ti ricordi quanti sono più o meno? Chi sono gli uomini di punta della scuderia? Hai già citato. Allora ti dico, a spanne ne abbiamo un 6-7 che corrono. Abbiamo Crivellaro, Andrea Crivellaro col Peugeot 106, Carlo Zinutti e Simone Cossettini, tra le storiche i due Macorich, Nicolas e Flavio, Rino Muradore di punta nelle storiche e il nipote Alberto Alberto con la Kellegher, Mini. perciò Sì, ci siete. esatto, Diciamo, questi sono però gran parte di loro, non solo seguono anche i rally, ma anche dei salitari puri. La stagione, tutto sommato, comunque lo abbiamo già commentata con il presidente tuo papà Mauro Zamparutti, per quanto riguarda appunto i piloti che poi hanno affrontato varie gare, anche lì comunque alti e bassi come è normale che sia in una scuderia, ma soprattutto un doppio sforzo, quello di organizzare una competizione, ma anche di seguire nelle altre gare rally e velocità in salita i piloti. Sì, esatto, nel mentre che stiamo organizzando la gara abbiamo seguito questo weekend Rino Muradora a Rally Nova Gorica. Comunque noi seguiamo ogni nostro pilota per le iscrizioni, cerchiamo sempre di essere presenti, soprattutto anche alle gare in cui vanno sul posto, per comunque interagire, parlare, farsi vedere, diciamo. Bene, io ti ringrazio, ricordiamo 1 e 2, ma soprattutto la domenica che sarà il clou, quella della Cividale Castelmonte, gara internazionale di velocità in salita, una gara che vede appunto, oltre che il trofeo italiano, di punta c'è anche il CEZ, il Central Europe Zone. Ne abbiamo parlato assieme ad Alessandro Zamparutti, che vado a ringraziare, della scuderia Red Grazie a te. White. Ancora un buon lavoro e soprattutto anche buon divertimento. Grazie mille, grazie a te Marco per questa opportunità e buona serata a tutti.
Comunque è al salto del Ballath Bridge, famoso ponte a metà percorso del TT, che abbiamo avuto l'apice delle emozioni. Questo salto del Ballath Bridge è diventato famoso ancora negli anni 60-70, quando tutti abbiamo visto Agostini con l'MV 500 da gara che nel salto sembrava che prendesse il volo verso il cielo. E con questa immagine qui è rimasta impressa nella mente di tutti, negli occhi di tutti, perché come una moto da velocità possa saltare. E naturalmente quando siamo arrivati al TT ho detto: dobbiamo fare il salto di Ballath Bridge. Vuoi mettere? L'hanno fatto tutti i più grandi piloti del mondo, vuoi che non li facciamo noi con i nostri piccoli bastardi? Certo. E naturalmente quando siamo arrivati a questo famoso Ballath Bridge era appena finita la gara da una mezz'ora. E allora abbiamo cominciato a prendere le misure, bon sì dai saltiamo, facciamo sì. Allora un paio di tentativi, finché a un certo punto ho detto no dai, dobbiamo fare un salto di quelli che uno deve ricordarsi nella vita. Naturalmente da incosciente, da che cavolo so, dal momento catartico, insomma ho lanciato questo motorino qui in terza piena che viaggia 80-85 e insomma ho fatto questa curva prima del ponte e a un certo punto ho sentito che come aver preso un calcio nel sedere, sono partito in alto e a un certo punto ho detto addio, adesso non si può dire parolacce, ma avete capito cosa. Quando ero in alto ho alzato lo sguardo e ho detto sono nel cristallo centrale della macchina che proveniva in direzione, perché avevo occupato la corsia di destra viaggiando a sinistra e ho buttato giù questo motorino di forza, ho detto devo salvarmi, ho puntato la punta e ho fatto un atterraggio come vero MotoGP e ho schivato un po' una macchina e l'altra. Ho fatto finta di niente, ma credetemi mi si è stretto qualcosa, ma di molto. Ho avuto però l'ironia di dire che sono stato visto dall'alto da il famoso folletto dell'isola al Fiery Bridge. C'è una leggenda su questo folletto perché si reputa che tenga lontano la sfortuna dai piloti. Difatti c'è un posto, non sul percorso, ma in un posto vicino a Douglas, e c'è questo ponticello e tu arrivi ed è pieno tutto il ponte, tutta la vegetazione, gli alberelli che sono in giro di bigliettini, di fotoricordo. Sono i bigliettini che tutti i piloti, quasi tutti ormai per scaramanzia, vanno lì a chiedere buona fortuna. E siamo stati anche noi il giorno prima e abbiamo scritto tutti i nostri bigliettini, no? Per essere piloti veri. Beh, io credo che questo folletto abbia lavorato tutta la settimana e penso che abbia tirato su anche le maniche per tenerci non solo guardati, ma che ci abbia avuto un così si può dire, no? Culo. Ecco, ok.